Ciao a tutti, sono Alessandro Coppo, sono scrittore presso la casa editrice Panda Edizioni e coorganizzatore del premio letterario Giorgione Prunola, di cui vi parleremo oggi. In questo momento ci troviamo nella torre civica di Castelfranco Veneto, su gentile concessione del comune di Castelfranco Veneto che patrocina il premio letterario e del direttore della biblioteca del museo della torre civica Matteo Melchiorre. All'interno della torre civica verrà allestita la mostra dei libri finalisti del premio letterario di quest'anno e dei vincitori degli anni passati. Questo è il secondo anno in cui proponiamo la mostra, che l'anno scorso ha visto il record di presenze per le mostre allestite all'interno della torre civica. Il premio Giorgione Prunola è un premio letterario giunto oramai alla sua quinta edizione. Viene organizzato da Panda Edizioni con l'associazione Dentro il Centro, l'associazione dei commercianti di Castelfranco Veneto, e il comune di Castelfranco Veneto in collaborazione con Rotary e Lions Club. Da quest'anno il premio, inizialmente premio Prunola, la Prunola è il liquore di Castelfranco e sulla falsariga dello Strega eravamo partiti con questo nome, diventa premio Giorgione Prunola, perché forti del successo degli anni passati abbiamo avuto la possibilità di accostarci al marchio e al nome più importante della nostra cittadina. Quest'anno al Giorgione Prunola abbiamo 4 sezioni. La sezione narrativa edita e narrativa inedita per opere non di genere, la sezione Panda Noir edita per gialli, thriller e noir, e la sezione racconti, con la grande novità: quest'anno la sezione racconti è aperta a tutti. Come potete fare per partecipare al premio Giorgione Prunola 2020? Per quanto riguarda le opere inedite, quindi sia i manoscritti sia i racconti, vi basta compilare i moduli che trovate sul sito www.premiogiorgione.it oppure sul sito www.concorsiletterari.it e inviarli via mail all'indirizzo premiogiorgione@gmail.com. Per quanto riguarda invece le opere edite di narrativa o quelle in concorso al Panda Noir, quindi gialli, thriller e noir, vanno inviate 10 copie del testo all'indirizzo che troverete sempre sul sito. Ricordiamo che la partecipazione è completamente gratuita, non c'è nessuna quota da versare se non il materiale che viene richiesto da bando di concorso. Tutte le opere vanno inviate entro il 31 gennaio 2020. Per la sezione narrativa edita sono previsti premi in denaro. Il testo vincitore della sezione narrativa inedita verrà pubblicato presso Panda Edizione, oltre a ricevere un premio in denaro. La novità di quest'anno, la sezione racconti aperta a tutti, prevede un premio in denaro di 600 euro al vincitore. Anche quest'anno sono previsti 2 premi speciali, Giacomo Massarotto e Vittoria Serena. Il primo, dedicato a uno dei vincitori della prima storica edizione del premio letterario, andrà all'opera più originale. Abbiamo poi il premio Vittoria Serena, intitolato alla giovane scrittrice castellana, che purtroppo ci ha lasciato pochi anni fa e a cui è da sempre dedicata la serata finale della manifestazione. La finale si svolgerà il 28 marzo. I finalisti verranno accolti dagli organizzatori, ai finalisti verrà riservato un trattamento particolare, li faremo visitare le bellezze di Castelfranco Veneto e non vi sveliamo altro per il momento, e il tutto culminerà alla sera con un aperitivo letterario nella corte interna della biblioteca di Castelfranco Veneto, un bellissimo edificio dalla grande importanza storica e culturale. Dobbiamo ringraziare per tutto questo i nostri sponsor, il comune di Castelfranco Veneto, l'associazione Dentro il Centro e Panda Edizioni. Non è facile portare avanti un premio letterario e noi che siamo giunti alla quinta edizione possiamo solo dire una cosa a tutti quelli che ci sostengono: grazie. Bene, abbiamo detto tutto, speriamo partecipiate numerosi al premio letterario Giorgione Prunola, un premio che finora ha portato fortuna ai suoi partecipanti, ai suoi finalisti. Se volete scoprire perché, andate a leggere cos'è accaduto nelle passate edizioni. Seguiteci sul nostro sito www.premiogiorgione.it o sulla nostra pagina Facebook Premio Giorgione Prunola per ulteriori novità e info. Grazie a tutti e ci vediamo il 28 marzo.